L'ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ha aperto al traffico il nuovo viadotto Salso sulla carreggiata in direzione A19 lungo la strada statale 640, strada degli Scrittori tra Agrigento e Caltanissetta. L'apertura del viadotto Salso, ha affermato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, consentirà così di migliorare la viabilità locale su questa importante arteria. Grazie a questa nuova opera si rende percorribile nella configurazione definitiva a doppia carreggiata un ulteriore tratto di 2,2 km della nuova statale 640 lungo l'itinerario Agrigento-Caltanissetta, con i suoi complessivi 72 km, rappresenta una dorsale strategica della viabilità regionale che collega la Sicilia sud-occidentale all'anello viario principale dell'isola, costituita dalle autostrade A19 Palermo-Catania, A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania. A oggi manca soltanto il completamento del viadotto Arenella 3, previsto entro maggio, e del viadotto San Giuliano in carreggiata di sinistra, previsto entro fine giugno. Ultimati questi lavori, l'intero itinerario dell'innesso con l'autostrada A19 fino ad Agrigento sarà fruibile a 4 corsie di marcia. Il viadotto Salso ha una lunghezza di 1255 metri, è costituito da 25 campate di luci variabili da 40 a 75 metri, con una biforcazione nella parte terminale di approccio allo svincolo autostradale con l'A19 Palermo-Catania. La sezione stradale è composta da 2 corsie di 3,75 metri, 2 banchine, di cui con larghezza costante di 1,75 metri e l'altra con larghezza variabile da 1,25 a 3,55 metri. La realizzazione del viadotto ha comportato un investimento pari a 19 milioni di euro per il superamento di gravi problematiche che avevano comportato il blocco totale dei lavori che prefiguravano la risoluzione del contratto di appalto. Sottoscritto nell'aprile del 2021, è stato nominato un commissario straordinario di governo, l'ingegnere Raffaele Celia, già responsabile ANAS della struttura territoriale che ha operato all'unisono con la stazione appaltante per il raggiungimento del risultato odierno.